quello che può fare e quello che non può fare. Teniamo in considerazione che il cuoco è come il collega che fa il maître nel grande albergo. Praticamente siamo dei dipendenti, il dipendente è legato all'azienda, è legato al ristorante o all'albergo o alla struttura di alimentazione. Quindi molte volte purtroppo quello che conta è tirare il cassetto la sera. E qui do ragione a Walter, che lo conosco da forse una trentina d'anni, proprio per il motivo che di queste cose se ne è parlato più volte. Quindi il cuoco, l'unica cosa che può fare, viene assunto come chef, dopo un po', se ha una famiglia, ha una casa, una cosa l'altra, diventa un bravo cuoco. Questo è l'avvento del Masterchef. Masterchef è una cosa bellissima, grande, che lascia il tempo come la cucina molecolare, come il periodo della rucola, come il periodo di altre cose. Chiaramente il cuoco è una persona che deve stare in cucina. Non più tardi di un mese fa lei mi ha chiamato perché da Milano dicono